gli anni, ma soprattutto la mancanza della vista, mi ha costretto a praticamente rinunciare alla cara comunità di lavoro. Quindi in questo momento io mi applico la parrocchia, poi verrà un altro, ma sarete voi a guidare la parrocchia, perché parlo probabilmente l'avrete un po' insieme a Polina. Però, fratelli Cristo, io concludendo questo incontro con voi, vorrei dire che oggi praticamente si conclude questa mia esperienza e allora concludendola mi sento di dovere di dire una cosa sola, di ringraziarvi, perché vedete, abbiamo fatto insieme un cammino. Voi avete aiutato me e io ho cercato di aiutare voi, con tutte le difficoltà che ci possono essere, però certamente è stato un cammino che ci sta portando a conoscere e quindi ad amare il Signore. Ecco, questa è l'esperienza grande che ho fatto. Me ne parlo pensando e rivedendo le vostre facce, perché la domenica vedendo voi mi dava un grande senso di serenità, perché dicevo, ecco, non c'è bisogno di molte letture teologiche, è la buona fede, la fede genuina, la fede che vuol dire amore, questa è la fede. E allora il fatto di vedere che siete stancati, di venire in chiesa non per vedere Cristo, ma per vedere Lui, il grande Maestro Gesù. E questo mi incoraggiava a capire che la fede è esattamente un bel cammino che dà speranza. Noi non siamo delle persone che non abbiamo speranza. Io concludo parlo ormai della mia vita. Che cosa mi rimane? Questa luce. Sapete, questa luce mi rimane. Di aver cercato questo grande Maestro Gesù, che magari mi ha dato lo detto in qualche momento, ma che mi ha dato anche speranza, perché Lui è misericordioso. E quindi a un certo momento, guardando quasi il tramonto della mia vita, vedo questo tramonto con raffiola, come quei tramonti famosi. Nel senso che ho speranza di averlo cercato. Per cui la mia speranza è quella basata su quella fede che mi avete inculcato, con la vostra pazienza e con la vostra perseveranza. Molte volte mi sono domandato, ma guarda la cosa che porta veramente la fede genuina, che ho fatto il bisogno della mia vita. E di questo vi ringrazio. Giustamente devo chiedere anche scusa perché nessuno è perfetto e tantomeno di fronte al Signore. Quindi se qualche persona ha avuto qualche momento di riflessione nei miei confronti, scusatemi, me ne voglio andare veramente così.